Caro direttore Andrea Crestani, intanto buongiorno, ciao. è un piacere ritrovarti online. Mi piacerebbe tu fossi a 1,5 metri da me, almeno, in presenza, come si dice al giorno d'oggi. È un po' che non ti vedo da settembre. Diciamo che il tempo passa e scorre quasi come un fiume alpino che regala le sue acque alle lagune e al mare Adriatico. È interessante sapere molte cose legate al lavoro che voi fate, molte volte lavoro così un po' nascosto ai più, in realtà preziosissimo, non solo per il Veneto, ma per l'Italia tutta. Tu rappresenti proprio questa associazione fondamentale per l'ambiente, per il sistema idrogeologico della nostra regione e appunto agite con anche una visione molto importante di cui forse qualcosa capiremo quest'oggi. Il 22 marzo, Andrea, è la giornata che le Nazioni Unite hanno così dedicato all'acqua, che è un tema fondamentale per la vita dell'essere umano sulla Terra. E devo dire che il Veneto rappresenta in tutta la sua territorialità un bacino idrogeologico fondamentale. E devo dire che il Veneto ha molta acqua, forse perché figlio di quelle Dolomiti importanti, patrimonio mondiale dell'umanità, forse perché il Veneto è associato al mare Adriatico, alle lagune, e c'è tutta una zona, soprattutto pianeggiante, che è tenuta in equilibrio proprio grazie ai vostri interventi. E so che qualche giorno fa, il 15 marzo, c'è stata una giornata dedicata all'irrigazione di questa regione. L'irrigazione è un tema importante per lo sviluppo economico e sociale del Veneto stesso. Perché è importante l'irrigazione? Per chi immagina l'irrigazione, cosa deve pensare? A che mondo deve proiettarsi innanzi? Cosa significa irrigare? La parola irrigare è una parola conosciuta perché riguarda comunque il soddisfacimento dell'esigenza idrica delle piante e delle culture. Senza irrigazione in certe aree del nostro pianeta non si potrebbe coltivare nessun tipo di derrata alimentare, produrre nessun tipo di derrata alimentare. In altre parti l'irrigazione è una pratica indispensabile per riuscire a produrre determinate eccellenze come quelle della nostra regione, per esempio. Quindi con il termine irrigazione si definisce una pratica sicuramente conosciuta, però il 15 di marzo abbiamo voluto aprire la stagione irrigua, non solo perché tecnicamente si iniziano a riempire i canali e i corsi d'acqua necessari poi agli agricoltori per raccogliere le proprie esigenze. Però volevamo così affrontare il tema dell'irrigazione, perché dietro al problema di questa pratica c'è purtroppo ormai un pensiero comune che si sta ampliando senza poi avere le conoscenze, però, che è quello che l'agricoltura consuma la gran parte dell'acqua che viene, l'acqua praticamente dolce che c'è in superficie, sulle acque superficiali e non solo, molto spesso anche le acque sotterranee. Ecco, questa nomea, diciamo, che un comparto che peraltro è il nostro punto di riferimento perché noi distribuiamo acqua proprio per l'agricoltura, sia proprio un comparto molto idroesigente e che depaupera quasi il 70% di tutte le risorse mondiali che esistono. Ciò che noi stiamo cercando di far capire è invece come l'irrigazione è una pratica importantissima e dimostra come non soddisfa solo il fabbisogno delle culture, ma è una pratica che distribuisce acqua su un territorio e genera sicuramente dei benefici ambientali straordinari. E quindi passare da un concetto di agricoltura che consuma l'acqua a un concetto di agricoltura che utilizza la risorsa a un ulteriore concetto che rovescia un po' il paradigma che dicevamo prima, in una pratica irrigua e un comparto che è quello agricolo che serve
a soddisfare anche molte esigenze ambientali che il nostro territorio ha bisogno. Devo dire questo anche, è un po' sì, il concetto del perché. devo dire che il clima è cambiato, il clima sta evidentemente cambiando e quindi probabilmente cambieranno anche i momenti in cui si irrigano le campagne venete e non solo, cioè c'è una modifica in atto che ridisegna un po' il progetto irriguo delle campagne. Appunto, credo sia poi l'obiettivo quello di non rubare l'acqua, ma di utilizzarla nel modo migliore affinché questo nostro comparto agricolo possa crescere sposo, diciamo, del rispetto legato all'ambiente. Che anno sarà questo, secondo te, in questi cambiamenti? Che anni prevedi dal punto di vista irriguo e dell'utilizzo dell'acqua nelle campagne? Sai, i cambiamenti, prevedere quello che succederà è sicuramente molto difficile, però siamo certi di una cosa: i cambiamenti climatici che tanto vengono illustrati e a volte anche diventano un momento di grande preoccupazione, sono oramai evidenti. Nella nostra giornata che abbiamo fatto il 15 di marzo abbiamo illustrato come i cambiamenti climatici li possiamo addirittura verificare sul nostro Veneto. Quindi dove il cambiamento climatico più evidente non è la mancanza di piovosità, per esempio, che molto spesso viene invece additata come uno dei grandi cambiamenti climatici, perché sta piovendo in media come gli anni storici, nelle medie storiche. Il problema è che sta piovendo in una maniera che non è più consona alle nostre strutture e alla nostra agricoltura. Piove in periodi non più quelli estivi, piove in maniera completamente diversa, quindi con le famose bombe d'acqua, quindi in alternanza di periodi di grandi piogge anche d'estate e periodi siccitosi. Uno dei problemi più grandi che avremo nel futuro, che già si sta delineando, è invece l'aumento di temperatura. Già nel nostro Veneto abbiamo, rispetto alle medie misurate da ARPA, abbiamo aumenti da 1 grado e mezzo di temperatura, e questo non è una cosa da poco. Il cambiamento di queste temperature genera delle necessità diverse di avere la disponibilità idrica per le culture. Abbiamo una stagione che si sta ampliando in termini di forbice, quindi abbiamo bisogno di acqua già in questi momenti, in questi periodi, quindi in primavera iniziata, già per i trapianti, e non solo. Per esempio, basta che guardiamo l'anno scorso, che è stato comunque un anno poi normale di piovosità, in questo periodo avevamo bisogno di irrigare addirittura i prati e addirittura il frumento, perché non riusciva a crescere. Quindi, e in più abbiamo una stagione che a ottobre l'agricoltura richiede ancora acqua, perché abbiamo i trapianti autunno-vernivi da fare e abbiamo terreni asciutti. Quindi abbiamo una forbice che si sta ampliando e soprattutto abbiamo un'agricoltura che, essendo sempre più specializzata, con culture molto, molto particolari, ha bisogno di acqua in un periodo molto vasto, molto ampio. E questo non collima con invece purtroppo gli atti concessori, che sono atti amministrativi che dicono che per un determinato periodo bisogna prelevare tanti metri cubi di acqua. Ecco, questa rigidità amministrativa non collima più invece con le esigenze che ha un territorio. Quindi un'agricoltura che ha sempre più bisogno di acqua, e attenzione, non va confusa che diventa ancora più idroesigente. È un'agricoltura che ha bisogno in periodi molto più lunghi della risorsa e soprattutto abbiamo intere aree, cioè aree della nostra regione, dove prima non si faceva irrigazione se non di soccorso, che oggi, per effetto di avere culture specializzate o per avere un'agricoltura più innovativa, hanno bisogno di avere l'acqua garantita e non più di soccorso. Quindi abbiamo una necessità maggiore. I cambiamenti climatici dall'altra parte, allora capite bene che in mezzo c'è un vuoto da riempire, e lo potremo riempire solo attraverso delle innovazioni e una infrastrutturazione più innovativa delle reti. Questo è. I fiumi alpini, grandi fiumi alpini come per esempio il Brenta, l'Adige, il Piave, i fiumi di risorgiva di cui siamo
ce ne abbiamo tutti nell'intorno delle nostre città, dei nostri paesi, cioè il Veneto appunto è disegnato da questi corsi d'acqua che poi appunto partono da monte, spesso invece risalgono dalle pianure e poi si adagiano verso lagune e mare. Quindi l'ambiente veneto è disegnato da molteplici corsi d'acqua, quindi c'è un legame stretto tra acqua e ambiente. Ma cos'è l'acqua ambientale, direttore? Cos'è? L'acqua ambientale è un concetto nuovo su cui dovremmo ragionare bene insieme per approfondirlo, perché come dicevo all'inizio, noi non stiamo utilizzando e prelevando e utilizzando l'acqua, la risorsa idrica dai fiumi esclusivamente per garantire il fabbisogno idrico delle culture. Noi preleviamo, il calcolo è circa 5 miliardi di metri cubi durante l'intera stagione irrigua nella nostra regione, ma è acqua che non ha solo l'effetto di alimentare le piante o di evapottraspirare per la parte che se ne ritorna in cielo, ma tantissime altre funzioni, e arriviamo a percentuali quasi del 50% di questa acqua, e la cui funzione è totalmente una funzione ambientale. Abbiamo parlato di un paesaggio rurale, un paesaggio della nostra regione che è stato disegnato dall'acqua, perché l'abbiamo sottratto nelle aree più pianeggianti, l'abbiamo sottratto dalle paludi, ma un'altra parte del territorio l'abbiamo generato grazie ad aver dato l'acqua irrigua e quindi aver portato le acque necessarie alle culture. Tutto questo ciclo di risorsa idrica che viene distribuita su un territorio alimenta dei servizi ecosistemici cosiddetti, termine moderno, cioè quindi delle attività ambientali che indirettamente vengono date al territorio, diciamo regalate al territorio, grazie alla pratica irrigua. Allora vediamo la vivificazione di corsi d'acqua, quindi manteniamo sempre un flusso continuo all'interno della rete di scolo dei canali. Abbiamo l'infiltrazione in falda della risorsa, quindi alimentiamo le falde, generiamo comunque e manteniamo della biodiversità lungo i nostri corsi d'acqua, permettiamo che il paesaggio non sia un paesaggio secco, ma diventi un paesaggio vivo, un paesaggio dove l'acqua è un elemento importante. E attorno ai nostri corsi d'acqua poi si mettono in moto tantissime attività che sono anche ludico-ricreative, cioè servono per le passeggiate, servono per i giri in bicicletta lungo i canali, lungo gli argini, abbiamo la pesca sportiva che si effettua nei nostri corsi d'acqua, abbiamo tantissime altre attività che vengono generate da un'acqua che non è naturale che scorra lungo questi canali, è tutta acqua che viene prelevata dai grandi fiumi, e viene messa in circolo, viene attraverso delle grandi strutture viene mantenuta dai consorzi di bonifica sul territorio e rendiamo vivo e manteniamo vivo un territorio, un paesaggio. Ecco che allora il termine acqua ambientale è questa grande componente di un'acqua irrigua che non serve solo alle piante. E quindi non possiamo pensare che sottraiamo quest'acqua e tutto funziona lo stesso. No, assolutamente. È un'acqua che va gestita bene, efficientandola nel suo utilizzo, ma deve rimanere come una componente importante, soprattutto in una visione futura, ecco, del territorio più sostenibile. Credo che appunto il lavoro sia di progettazione, ma anche sul campo, quindi operativo da parte dei consorzi, in questi anni abbia avuto la necessità di modificare appunto gli interventi, perché al di là appunto di quello che abbiamo detto poc'anzi, dei cambiamenti climatici, dei cambiamenti ambientali, rimane il fatto che i consorzi di bonifica hanno un gran bel da fare, direi, direttore, proprio sulla gestione dell'acqua ambientale. Quindi sì, dobbiamo far crescere in maniera importante tante colture, tante piantumazioni, però appunto dobbiamo preservare l'ambiente, dobbiamo renderlo non solo bello dal punto di vista estetico, ma funzionale a tanti microclima, piccoli microcosmi che sono così, si siedono, si adagiano in tutti i nostri territori, che altrimenti dequalificherebbero non solo l'aspetto estetico delle nostre campagne, dei nostri paesaggi, ma diventerebbero un grosso problema per la tenuta di un sistema che dura da migliaia di anni. Quindi credo che l'intervento
di chi si occupa di bonifica, molte volte appunto non così visibile. Noi vediamo tanti canali, vediamo tante campagne, vediamo delle chiuse, tante cose. Molte volte non ci chiediamo che lavoro di programmazione c'è dietro queste infrastrutture e dietro soprattutto questi corsi d'acqua che sono mantenuti da degli omini che da mani a sera si recano sul campo a erogare acqua e a tenere in vita questo enorme sistema, come tu dicevi, che parte dai grandi fiumi e poi a ventaglio si allarga in tutte le pianure. Si parla però anche di, ti lascio poi rispondere pienamente, di deflusso ecologico. Ecco, che problematiche comporta questo deflusso ecologico e cos'è soprattutto per chi non lo conosce? Sì, è un termine nuovo che si sta affacciando nello scenario del nostro linguaggio comune in questi anni, seppur deriva da una direttiva che è la direttiva quadro acqua, la direttiva comunitaria che risale al 2000. Quindi noi siamo un po' in ritardo anche nell'applicazione di questo termine, di questo concetto. In realtà non è altro che l'imposizione voluta dalla Comunità Europea di non mantenere solo il deflusso minimo vitale, che era il vecchio concetto, quindi l'acqua che scorre naturalmente deve essere mantenuta in un corso d'acqua in un certo limite, ma devono essere tenuti in considerazione anche tutti i vari habitat che ci sono all'interno di un fiume, quindi la parte più ecologica di un fiume. Ecco, per fare questo è inevitabile che la direttiva impone l'applicazione di delle formule, diciamo, che dovrebbero portare ad un aumento delle portate dei fiumi e quindi di riflesso all'aumento dei rilasci dell'acqua all'interno di un fiume. Acqua che per una serie di motivi poi va a finire a mare. Nel fare questo, il grande problema, quindi lo scontro che si sta verificando in questi ultimi anni, è proprio quello di garantire le portate di fiumi per soddisfare il deflusso ecologico e far andare a mare l'acqua, o alimentare un territorio che vive comunque non solo di acqua irrigo, ma anche di quella componente ambientale che dicevamo prima. Perché se devo lasciare più acqua nel fiume è inevitabile che la dovrò sottrarre o meglio, far soccombere altri usi, in modo particolare quello agricolo, poi ci saranno anche gli usi idroelettrici o altri usi, ma in particolare per quello che ci riguarda l'uso agricolo. C'è tutto quello che abbiamo detto prima, cioè l'importanza di avere la risorsa, l'importanza di avere la gestione ambientale dell'acqua. La devo far soccombere perché devo lasciarla su un fiume, forse dovremmo trovare un giusto equilibrio nei prossimi anni, perché da una parte verso la campagna, verso l'agricoltura, stiamo investendo ingenti risorse messe a disposizione dei ministeri per migliorare le infrastrutture, quindi ridurre lo spreco, efficientare gli impianti affinché siano più moderni, per andare verso un'agricoltura e un'irrigazione di precisione, quindi, fra virgolette, utilizzare meno acqua per le culture. Le aziende agricole stanno investendo anche loro, grazie ai fondi del piano di sviluppo rurale, in risorse per migliorare gli impianti aziendali. Quindi tutta la filiera dell'acqua si sta migliorando in termini di efficienza per risparmiarla. Ma questo risparmio, come dicevamo prima, non posso lasciarlo tutto in un fiume, perché se lo lascio in un fiume lo butto a mare. Lo devo gestire bene per il territorio, perché abbiamo quasi 18.000 chilometri di canali che servono all'irrigazione, e 18.000 chilometri di canali è una rete immensa nella nostra regione, che ha bisogno di essere mantenuta viva, perché diventano tutti ecosistemi fluviali, dalle piccole rogge fino ai grandi canali, va bene, che sono importantissimi per il nostro territorio. Senza quell'acqua rischieremo di far interrompere un ciclo virtuoso che per esempio è quello delle risorgive, tra l'acqua a monte distribuita dagli impianti di irrigazione che generano e alimentano le risorgive a valle. Quindi avremo un depauperamento continuo delle risorgive. Quindi andremo verso o incontro a una modifica del nostro ecosistema molto pericoloso. Ecco che il deflusso ecologico è
un fattore estremamente importante, al di là della parola, che è un termine tecnico, va bene, di coinvolgimento, non solo dei decisori politici che stanno lavorando tutti insieme perché il Veneto possa arrivare a una deroga dell'applicazione o addirittura a una disapplicazione di questa direttiva, ma anche un lavoro di coinvolgimento che dovremmo fare tutti insieme, di consapevolezza anche con il mondo ambientale, con il mondo che si occupa comunque di difendere i problemi del territorio e dell'ambiente, che dovrebbero vedere nei consorzi di bonifica il loro primo alleato, perché è uno dei nostri primi impegni, quello di mantenere un equilibrio sul territorio e rendere un territorio sostenibile dal punto di vista ambientale e con un'attività che è quella agricola che produce. Quindi i consorzi di bonifica sono dentro a questo sistema. Quindi del flusso ecologico come un'importante sfida primo per rovesciare un paradigma, che il sistema non sta depauperando i fiumi né consumando l'acqua, ma la stiamo utilizzando per un territorio. Abbiamo fatto delle simulazioni, Lele, partendo da dei paesaggi che hanno visto negli anni, probabilmente nei secoli, interrompere la disponibilità di risorsa idrica, dove invece l'agricoltura ha continuato a diventare un fattore di produzione, quindi acqua micronizzata, diciamo, data solo alle piante, e dove abbiamo visto un bel territorio, o meglio, un bel campo verde e un bel territorio secco. Quindi abbiamo una desertificazione dell'ambiente e una agricoltura che comunque, consumando, utilizzando poca acqua, sopravvive anche in territori semidesertici. Non vorremmo trasformare il Veneto così. Come dicevi prima, è un Veneto ricchissimo d'acqua. Noi abbiamo grandi fiumi che lo attraversano, abbiamo le Dolomiti che sono un bacino importantissimo di risorsa, sia nivale che di acqua. Però abbiamo un grande problema, che nella nostra storia ci siamo sempre preoccupati di portare l'acqua a mare per difendere un territorio dalle paludi, dalle inondazioni, e quindi abbiamo grandi strutture che hanno quello scopo. Il cambiamento climatico ci impone oggi invece una grande revisione del nostro pensiero in funzione proprio del poter trattenere questa acqua sul territorio. Utilizzare meno quelle di fiume, ma utilizzare quella che magari sprechiamo buttandola a mare. E nel Veneto non arriviamo a percentuali oltre il 5-6% dell'acqua che piove trattenuta nei pochissimi laghi artificiali che abbiamo costruito in questi anni. Perdiamo un patrimonio di risorsa che sarebbe utile invece nei periodi estivi, senza andare a depauperare per esempio quella di fiumi o limitando il depauperamento di quella di fiumi. Ecco, è una nuova visione che dovremmo avere nella gestione delle nostre attività, primo, dei consorzi, e di un coinvolgimento, di una consapevolezza però ecco, di tutti i soggetti che si occupano di risorsa idrica, nel sapere che si sta lavorando tutti in quella direzione. Nella fattispecie, ascoltandoti, quando parlavi di necessità di cambiamento, di innovazione, appunto per non sprecare il bene primario che è l'acqua, mi viene in mente una chiacchierata di qualche settimana fa che feci con un imprenditore agricolo, che poi è celeberrimo perché è riuscito a piantumare il riso a pochi chilometri dal mare Adriatico, e mi raccontava come stia studiando un percorso di innovazione, non più di allagamento di enormi aree di tanti ettari, circa 160 ettari dedicati al riso, ma stiano costruendo un sistema infrastrutturale di goccia a goccia proprio per cercare di utilizzare meno acqua possibile dai fiumi, ma rendere comunque il prodotto vivo e soprattutto proficuo dal punto di vista alimentare, ma anche dal punto di vista economico. Quindi vuol dire che ci sono molti progetti, molti tentativi appunto per venire incontro a questo cambiamento di cui tu ci parlavi poco fa. Vorrei chiudere con così questa... Lele, se ti interrompo, sì. Che queste innovazioni culturali e tecniche vanno sicuramente in una direzione che dicevamo prima, che è quella del risparmio e dell'utilizzo minore della risorsa. Però, per esempio, facevi riferimento alle risaie, che sono un ecosistema straordinario, peraltro parliamo di quelle per esempio non nostre, ma quelle piemontesi, lombarde, insomma, ecco, le grandi estensioni delle risaie, accusate perché
depauperano miliardi di metri cubi di risorsa, però dall'altra parte le risaie, così come sono sempre state fatte, quindi per sommersione, con l'utilizzo di grandi quantità di acqua, in realtà sono dei bacini di infiltrazione a cielo aperto immensi che servono poi ad alimentare il Po a valle, perché è ormai studiato che in direzione delle risaie a valle il Po aumenta le sue portate, meno a nord e più a valle, quindi vuol dire che l'infiltrazione di quell'acqua genera degli ecosistemi, come dicevamo prima, di infiltrazione e di risorgiva straordinari. Oggi le tecniche culturali ci portano a risparmiare l'acqua facendo il riso in asciutta. Sicuramente tecniche culturali innovative, moderne, sicuramente, però attenzione, perché ne potrebbe soccombere il territorio. Perché? Perché quella pratica agricola lì non era una pratica solo finalizzata al riso, è una pratica ambientale che serve ad infiltrare in falda miliardi di metri cubi di acqua. Quindi bisogna avere il giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e gestione del territorio. Sì, mi piace il fatto che, parlo da ignorante del settore, nel senso non sono avvezzo di queste dinamiche, però è bello pensare come in effetti voi state molto attenti in qualche maniera a preservare sia il beneficio economico di chi lavora nelle campagne, ma soprattutto di preservare l'aspetto ambientale che sempre più ci pone davanti delle soluzioni che sono poi frutto di grande ingegno e di grande concertazione tra l'agricoltore, tra il consorzio, che in qualche maniera si incontrano per far sì che ci sia il prodotto alimentare, ma che l'ambiente sia ovviamente preservato. E delle volte pensiamo, ma se non ci fossero questi consorzi di bonifica, no? Se al di là, voglio dire, dell'antica bonifica che abbiamo imparato un po' a conoscere in questi anni, che ci ha regalato degli ambienti sani, ha eliminato delle malattie, ha reso dei territori produttivi, mentre prima erano territori non vivibili, devastati da mille problemi. Si è creata questa enorme rete che credo sia invidiata da tutto il mondo, in particolare quella veneta, da tutto il mondo, insisto, e uno pensa, se spegniamo questa bonifica, come diventa l'ambiente? Come diventa la produttività di un ambiente? Sicuramente in battuta l'abbiamo sempre, lo diciamo ogni tanto quando succedono dei fatti che ci portano a confrontarci su servono o meno i consorzi di bonifica. Bisognerebbe che da una parte, soprattutto per quanto riguarda una delle attività storiche, che è la sicurezza idraulica del territorio, potessimo spegnere le idrovore in un momento di particolare magari criticità e capire come il territorio reagisce, perché effettivamente vedremo pian piano un impoverimento generalizzato fino ad arrivare a un impaludamento nell'arco di qualche decennio. Quindi avremo un ritorno velocissimo allo strato primordiale della nostra regione. Le attività di consorzio di bonifica hanno sempre avuto questo grande rilevanza, quello di mantenere in sicurezza un territorio. Il Veneto è leader, come dicevi tu, non solo a livello italiano come modello, perché basta che pensare che abbiamo quasi la metà degli impianti idrovori di tutta Italia li abbiamo nel Veneto. È una regione totalmente artificiale, l'abbiamo costruita non solo noi, ma anche chi ci ha preceduto, partiamo dalla Serenissima e forse anche prima, governando l'acqua. Quindi la nostra attività si fonda proprio sul governo dell'acqua da parte dell'uomo, utilizzando prima le carriole, i badili e oggi le macchine. E questo è fondamentale. Sarebbe insostituibile l'attività che oggi svolgono i consorzi, soprattutto perché teniamo in efficienza e facciamo della manutenzione la nostra punta di diamante. Un territorio non manutentato, basta che ci giriamo, andiamo anche in giro per l'Italia, ad ogni pioggia vediamo i crolli di un territorio che si disintegra sotto l'effetto degli eventi atmosferici. Ecco, in Veneto li subiamo comunque in questi anni, eventi abbastanza importanti, ma li subiamo perché abbiamo necessità di adeguare tutta la nostra infrastruttura costruita 50-100 anni fa
a ciò che oggi richiede il cambiamento climatico, ma ce la faremo perché siamo ormai avviati in un percorso di efficientamento importante. Dall'altra parte il grande lavoro fatto sull'irrigazione. Le campagne non sarebbero tali se non avessero l'acqua irrigua per poter produrre cibo. Ci sono foto importantissime fatte per quelli che non conoscono bene un territorio dall'alto, dove si vede il cambio della cultura, da dove arriva l'irrigazione a dove non c'è l'irrigazione. Cambiano le culture. Da una parte abbiamo, meglio, dalla parte quella dove c'è l'irrigazione abbiamo culture di pregio, di reddito e quindi con possibilità di sviluppo, di investimento e anche di ringiovanimento dell'età degli agricoltori. Dove non abbiamo l'irrigazione abbiamo invece una decrescita, si spinge verso culture monoculturali, a basso reddito, va bene, dove in realtà non ho più bisogno di investimenti. Ecco, perché questi due momenti? Perché la differenza la fa il fattore principale di produzione che è l'acqua. Dove c'è l'acqua si cresce, dove non c'è l'acqua non si cresce. E la distribuzione che dicevamo prima, con 18.000 km di canali, 5 miliardi di metri cubi distribuiti, impianti importantissimi di derivazione e strutture che distribuiscono l'acqua capillarmente, fanno sì che i consorzi siano oggi strumenti indispensabili proprio per la gestione della risorsa idrica. E questo speriamo che poi ci venga anche riconosciuto, perché quel lavoro silente che facciamo tutti i giorni, cerchiamo anche di così illustrarlo ai non addetti ai lavori, perché veramente ci percepisca l'importanza e il valore che hanno questi enti sul territorio. Caro direttore, è un po' quello che hai fatto tu con me in questo momento, in questa mezz'ora. Diciamo che mi hai aperto le idee su una gestione e la tutela dell'ambiente, una gestione dell'acqua, come quasi si aprisse una chiusa, in cui un flusso di informazioni sono arrivate velocemente al sottoscritto, e spero che arrivino sempre di più a tante persone che capiscano che l'ANBI, che gestisce questa serie di importantissimi bacini di bonifica della regione, lavora sia per la distribuzione del bene essenziale che è l'acqua, ma lavora soprattutto per la tutela di uno degli ambienti più belli dell'umanità e del mondo. Io ti ringrazio, direttore, non possiamo abbracciarci, stringerci, però virtualmente direi di brindare insieme con un gran bel bicchierone d'acqua, e buona festa dell'acqua quasi, visto che è la giornata ad essa dedicata. Ciao Lele, grazie. Saluto, grazie. Ciao.